Sono quei grigi che fa vedere Spielberg, ma però attenzione, non sono quelli buoni, sono i demoni. Credo che sia proprio l'insurrezione popolare che nascerebbe di fronte alle menzogne, alle bugie raccontate per tutti questi anni. Ci sono delle religioni orientali che parlano di Deva, parlano di Asura, ci sono i Veda, che sono macchine volanti descritte nei minimi particolari. Benvenuti e bentornati al Salotto del Leggendario speciale Mistero. E io sono qui con Rosangela Revituso che mi accompagna in questo viaggio con i nostri ospiti di questa avventura e quindi riassumiamo un attimo velocemente i nostri ospiti ancora una volta, allora, con grande piacere. Milena Torti, sensitiva legata alla percezione di presenze non visibili. Manuela Mariella, medium ancestrale in contatto con altre dimensioni. Gloria Ferrari, da anni studia e racconta fenomeni legati al mistero. Tony Patti, osservatore attento, sempre pronto a mettere tutto in discussione. Metterci il becco, sempre a metterci il becco. E Sebastiano Gravina, videocecato. Il nostro social opinionista. E poi chiediamo un collegamento speciale a Sabrina Pieragostini, giornalista e come possiamo dire anche, Sabrina, sei non solo ricercatrice ma anche autrice, perché tu hai scritto tante cose. Sì, sono anche scrittrice, sono anche giornalista, insomma, un po' di cose. Insomma, quindi siamo lieti e onorati di averti in collegamento con noi. Grazie. Allora, adesso andiamo a parlare di un argomento che cambia rispetto a ciò che abbiamo affrontato prima. Parliamo di altre civiltà, perché può essere che ci siano delle altre civiltà che ci ascoltino anche, o magari cercano di comunicare con noi. E per dare il là a questo argomento lanciamo un contributo, e ascoltatelo attentamente e poi lo andiamo a discutere insieme. Nel silenzio delle montagne liguri, tra le frequenze invisibili che attraversano il cielo, qualcuno forse ha risposto. È il 2024, zona tra Savona e Varazze. Davide Frino, radioamatore della Protezione Civile, sta facendo ciò che ama di più: ascoltare. Ascoltare le onde radio, quelle che collegano il mondo. Ma quella notte qualcosa cambia. Sulla frequenza improvvisamente compare un'anomalia, un segnale strano, mai registrato prima. Non è disturbo. Non è interferenza conosciuta, è diverso e nello stesso momento, nel cielo sopra la zona, vengono segnalate strane sfere luminose, oggetti che si muovono, si fermano, sembrano quasi osservare. Coincidenza? Frino registra tutto, analizza, ricontrolla, quel segnale non dovrebbe esserci e allora prende una decisione importante, invia i dati al SETI, l'ente internazionale che studia possibili comunicazioni extraterrestri, perché se quello che ha captato è reale, potrebbe non provenire dalla Terra. Non è la prima volta che l'umanità ascolta il cosmo, ma è raro, rarissimo che qualcosa sembri rispondere. E qui c'è di più. Il segnale compare proprio mentre nel cielo si manifestano oggetti non identificati. 2 fenomeni, un unico momento. Un collegamento? O solo una coincidenza che la nostra mente non riesce ad accettare? Ancora oggi non esiste una risposta definitiva. Il segnale è in analisi, il mistero resta aperto e allora la domanda è una sola. Davide Frino ha intercettato un semplice fenomeno sconosciuto oppure un messaggio? Oppure un tentativo di comunicazione? A voi la parola, anzi, a voi la scelta, a voi la risposta. Io non ce l'ho. Bene, allora, sei riuscita a sentire l'audio, Sabrina? Sì, l'ho sentito, grazie. Allora, intanto facciamo un applauso a Davide Frino che è qui con noi. Ciao Davide. Allora, Sabrina, un caso come questo si archivia o si indaga? No, ovvio che non si archivia, si deve indagare, perché l'obiettivo di un ricercatore è comprendere, non ci si può fermare di fronte a qualcosa che non si capisce, anzi è proprio lo stimolo per cercare di indagare di più. Non c'è nessuno che si avventuri in questo campo che a un certo punto dica vabbè dai basta, mi accontento. No, devi arrivare fino in fondo anche se la strada è lunghissima e impervia. E quindi è un caso assolutamente da continuare a
a studiare, approfondire, con la speranza che arrivino prima o poi quelle risposte che anche tu stai attendendo. Esatto, e delle volte, anzi spesso e volentieri, queste risposte poi quando arrivano, non arrivano alla massa, diciamo, a chi poi realmente sta attendendo. Però noi abbiamo Davide, che è il protagonista di questa testimonianza, e ti chiediamo, ci sono ad oggi degli aggiornamenti a riguardo? Buonasera a tutti. Allora, per quanto riguarda gli aggiornamenti, le perizie, diciamo, l'analisi sostanzialmente che è stata effettuata dal SETI sul segnale, sono giunte delle informazioni che il segnale è tuttora di origine misteriosa. Quindi il SETI è intervenuto, ma è intervenuto, è giusto anche menzionarlo, questo perito di Washington, un perito forense di nome James Oliva, che ha effettuato tutto uno studio in parallelo, perché noi sostanzialmente non sappiamo, cioè il SETI ha sostanzialmente tenuto segreto questa analisi, che viene effettuata sicuramente con dei software di avanguardia, mentre appunto questo perito forense di Washington ha proprio fornito un lavoro che ha scorporato questo segnale. Molto difficile, perché si parla sostanzialmente di ingegneria del suono, quindi è anche difficile per noi come categoria di radioamatori. Diciamo che una spiegazione scientifica ad oggi ancora non l'abbiamo. Non c'è. Diciamo che ci sono stati però, ci sono state in quest'area delle evoluzioni a livello visivo, perché attraverso degli studi che abbiamo compiuto abbiamo scoperto che l'area intorno a Peglie, intorno al Bric Ferrat, era un'area in realtà, come dire, già battuta da degli avvistamenti in passato. Quindi ci sono dei precedenti, ci diciamo, sono dei nella precedenti zona. che all'epoca sostanzialmente noi radioamatori, io in primis ovviamente, ma poi tutti quelli che hanno intrapreso, no, questa ricerca, perché poi effettivamente la notizia ha fatto un po' il giro, adesso dire del mondo è un po', però diciamo a livello nazionale è stata sicuramente seguita e discussa. Diciamo che nessuno di noi era a conoscenza che già dal 1972 quest'area di Pegli era già stata interessata. Poi Pegli, come il Passo del Turchino, tutta quest'area nord-ovest che abbracciava Voltri e Pra, e ci sono state ovviamente delle fotografie, una fotografia in particolare che ho scattato io, ma poi dico fortunatamente anche delle fotografie che hanno scattato altri, perché poi purtroppo è brutto da dire, ma quando una figura come la mia, che ha la fortuna, la prontezza di registrare anche questo segnale, perché poi appena lo abbiamo ricevuto, io prontamente con lo smartphone mi sono fatto come una sorta di video selfie. Hai registrato in video. Però purtroppo se poi si fornisce una serie di materiali, si è sempre come dire, soli, no? in questa ricerca, in questa documentazione, purtroppo poi essere creduti diventa più difficile. E invece ci sono state, diciamo, due fotografie da parte, rettifico, una fotografia e un video, una fotografia datata 22 dicembre del 2025 e l'altra del 26 di gennaio, questo è un video invece, del 2026, da parte di, diciamo, di persone che francamente io non conosco, quindi... Questo vuol dire che non bisogna mai fermarsi, diciamo, a quello che è un caso singolo, Damiano, no? Perché bisogna allargare le ricerche anche sul territorio. Gloria, forse tu sei tra le più esperte. Vedo che hai un libro che si intitola Parlano i piloti, ad esempio. Allora, questo è un libro molto molto importante, scritto da Alberto Negri, presidente di Spazio Tesla, e Sabrina Pieragostini, UFO parlano i piloti. Perché è importante? Perché è un libro che mette a nudo quello che è la realtà anche da un punto di vista militare, che è il punto di vista più delicato che ci sia. Possiamo Quindi fare un esempio concreto di magari un... preferirei che lo facesse Sabrina, perché è sì, materia veramente sua. Sabrina, ci possiamo collegare a un fatto, a una testimonianza che è difficile da omettere, perché magari è un qualcosa di tangibile che probabilmente avrete anche citato in questo libro,
per cui non possiamo dire non è vero, o perlomeno il beneficio del dubbio deve rimanere anche molto alto. Certo, nel libro ci sono decine di testimonianze da parte di piloti militari e piloti commerciali, sia stranieri sia italiani. Ma forse i casi più clamorosi, più noti, più recenti sono quelli dei piloti della US Navy, cioè della Marina Militare Americana, perché per la prima volta alle affermazioni di un pilota sono seguite anche le immagini che hanno confermato le sue descrizioni. Perché fino a qualche anno fa i piloti parlavano, ma poi non c'era nulla di tangibile, nulla da vedere, da verificare, e spesso si pensava a dei travisamenti, degli errori e così via. Invece con i video diffusi dal 2017 dal New York Times e poi confermati come autentici, come reali da parte prima della US Navy e poi dal Pentagono, siamo entrati in un'era nuova, nell'era dei video ripresi da telecamere militari particolarmente evolute e tecnologiche, che non possono sbagliare perché sono telecamere puntatori d'arma, colpiscono un bersaglio e non lo mollano, e invece questi oggetti ripresi riuscivano a sfuggire anche a queste telecamere ultra sofisticate. E queste immagini appunto hanno aperto quella fase di disclosure che è attualmente in corso e che potrebbe, si spera, presto portare alla divulgazione di tutti i documenti o di gran parte dei documenti che il governo americano tiene segreti da tantissimi decenni. Però a proposito di governo americano, qualcuno negli Stati Uniti, e saprete anche a chi mi riferisco, ha detto probabilmente è meglio che non vengano nemmeno tanto fuori, perché non è che sia un qualcosa di così positivo. Ma non è così. Hanno detto che se la verità che alcuni deputati hanno già visto, perché hanno già avuto modo di osservare dei filmati particolari, hanno avuto dei briefing riservati, se la verità fosse condivisa, la gente insorgerebbe perché, insomma, vorrebbe chieder conto di quello che è stato tenuto segreto fino a questo punto. Non si dormirebbe la notte per la gravità e per l'importanza. Non penso che siano fenomeni negativi, perché altrimenti avrebbero usato termini più preoccupanti, insomma. Credo che sia proprio l'insurrezione popolare che nascerebbe di fronte alle menzogne, alle bugie raccontate per tutti questi anni. Certo, finalmente un po' di chiarezza ci vorrebbe. Milena, Dimmi. tu non ne hai testimonianze di entità da altri pianeti, non da altre dimensioni? Vabbè, insomma, stasera mi vuoi far proprio dire tutto? Certo. Un po' per volta, se no arriva l'ambulanza e mi portano direttamente alla neuro. No. No, allora io nei cieli non ho visto niente, però parto da quello che posso pensare io, cioè che non è possibile che esistiamo solo noi in tutta la galassia. Oltretutto, chi ha letto il Corano, addirittura i musulmani dicono che ci sono 7 galassie con altrettanti pianeti, cioè anche di più forse, non lo so. Quindi voglio dire, mi sembra un po' impossibile che siamo gli unici ad abitare in tutta questa galassia. Penso che Va ci bene, sia. questo è Poi assolutamente che io abbia condivisibile. avuto o meno qualche contatto, quello lì te lo racconto la prossima volta. Va bene, invece Tony ha avuto un contatto, hai visto qualcosa tu? Sì, io anni fa, circa 30 anni fa, all'Orizzonte, ero lì in Corso Italia ed ero con la mia ex moglie e ho visto questa luce, il colore cioè molto chiaro, cioè rotonda, che si innalzava nel cielo a zig-zag in modo veloce ed è scomparso. E 30 anni fa non poteva essere un drone, No, perché poi no, parliamo mi di sono 30 anni trovato un po', cioè mi sono trovato un po' di paura e poi ero lì curioso, no? Cioè, volevo osservare per vedere se ritornava, eccetera, eccetera. E cioè nessuno ci crede, ma a un certo punto vedo questo puntino luminoso, questa sfera, che a zig-zag ritorna sul punto di partenza e dal mi ha mare? dato, Dal mi ha mare? dato, sì, cioè dall'orizzonte, del e mi ha dato delle segnalazioni, tipo lampeggiava una ventina, una trentina di volte e sono rimasto un po' scosso. Certo. Poi quella sera ero un po' ipnotico perché parlavo di astronomia, di pianeti, di cose. Quindi eri Infatti, già sì, no, ma mi interessavo. nell'argomento. Cioè diciamo. io penso che ci siano cioè diciamo,
c'è queste intelligenze, diciamo, universali, chiamate extraterrestri, però non capisco perché non Non intervengono avviene un contatto un ufficiale, contatto diciamo, ufficiale con con la gli massa. stati Perché magari con gli stati c'è americani, già. cioè, non so, può darsi, può essere, magari per paura, non so, però non... Manuela, dobbiamo avere più paura noi di avere un contatto o chi potrebbe avere un contatto con noi? Loro, loro, non noi. Io personalmente sono su tutt'altro piano, come ho raccontato prima. Conosco persone, questo argomento non l'ho mai approfondito, anche perché ho ancora da approfondire tutt'altro. Questo argomento però, per esempio, la ragazza Sara che ha fatto questo monile, lei dipinge e proprio va in contatto con queste entità, che non sono solo entità nostre di antenati, ma sono entità di luce di altri pianeti. Non della Terra, No, diciamo. assolutamente, però io personalmente non ne ho Non hai vista avuto- una. So di persone, so di tanti studi, ma non ho mai approfondito, anche perché almeno a Certo. oggi il mio cammino è un Cioè, altro. hai un altro tipo di percorso. Sebastiano, a Pietraligure si vedono gli extraterrestri? Mi dirai, Guarda, è io ne ho pieno. visto uno l'altra volta quando sono venuto a Genova, c'aveva anche il bastone bianco di un cieco. Probabilmente era orbo pure lui, cercava l'INPS per la pensione, ma non ha fatto in tempo, se n'è andato. No, io no. Allora, quello che posso dire è la mia risposta è come prima, è una domanda. Cioè, se noi mandiamo le sonde per studiare altri pianeti o addirittura andiamo sulla Luna, ammesso che ci siamo veramente andati, perché Armstrong non l'ha mai confermato, perché qualcun altro non può mandare qua le sonde per controllare, capire, studiarci? Sì, mi dirai, ci sarà qualcuno più evoluto, no? Però questa è una Noi, domanda noi che... crediamo che ci siamo solo noi perché crediamo alla realtà che è la nostra, no? Come Esatto. dicevamo prima. Ma perché non abbiamo mai visto uno? Quando vedremo uno che viene in casa nostra ci crederemo, ma certo. spero mai. però secondo me sì. C'è un po' di paura. Qualcuno c'è, no? Io credo che in queste 7 galassie, con altri mondi, qualcuno c'è. Sicuramente sì. Rosangela, tu non hai mai conosciuto qualcuno che si sia presentato come un... No. Però ho fatto una domanda... La domanda è perché cosa aspettano? Probabilmente non lo sappiamo, cioè, non vogliono, non è ancora il momento. Cioè, uno dice, beh, ho visto quella specie di UFO muoversi nello spazio, però qualcuno racconta di resti, però di, tra virgolette, umano non si è mai visto niente, a meno che io sappia. Certo. Però perché magari è ancora presto, arriverà, chi lo sa. Potrebbe non essere ancora il momento, invece Sabrina, potrebbe essere il momento giusto per le missioni sulla Luna, ammesso che potrebbe essere anche la prima volta? Ma ecco, questo è un argomento un po' spinoso quando si parla di missioni sulla Luna, che siano Apollo, Artemis, scateni sempre polemiche, sia chi dice che sono vere, sia chi dice che sono false, quindi preferirei glissare. Invece voglio rispondere a quello che è stato detto prima, non sono mai stati contatti con entità. Questo non è vero, ci sono stati tantissimi contatti, tantissime storie perlomeno di contatti, ci sono milioni, credo, ormai di contattati nella storia dell'ufologia, solo che anche in questo caso non c'è modo di dimostrarlo. Sono racconti, sono versioni, sono testimonianze, nessuno ha mai portato una prova oggettiva e quindi questi contatti con entità anche umanoidi, anche i nordici, alti, belli, biondi, piuttosto che altri extraterrestri con la pelle blu o altre caratteristiche, sono per ora soltanto racconti privi di qualsiasi riscontro. Certo, diciamo che ci sono tante testimonianze che hanno diversi punti in comune, per cui ci fanno perlomeno tentare di credere che potrebbe essere plausibile, però poi effettivamente non abbiamo la prova, il riscontro, la prova del 9, possiamo dire. Come Sebastiano? Il riscontro vero, secondo me, ce l'hai quando lo vivi sulla pelle, cioè come il Certo. stesso discorso di prima che io percepisco l'entità, no? Se finché tu non la provi non mi potrai mai credere. Certo. Quindi anche su questo è uguale, su questo argomento qua, credo. Però ad esempio, se vogliamo chiudere con un argomento, e parlo con Sabrina in questo caso, se parliamo di intelligenza artificiale oggi è facile ingannare, però io ho visto alcune fotografie e dimmi se ho fatto bene a prenderle per vere, ma a me sembravano autentiche, che addirittura ai tempi durante la seconda guerra mondiale è venuto fuori qualcosa a livello di, possiamo dire, UFO,
Sì, se per UFO intendiamo un oggetto che vola e che non sappiamo cosa sia, lo chiamiamo UFO sicuramente, senza poi dare l'etichetta se sia terrestre e non terrestre. Hai detto bene, già durante la seconda guerra mondiale gli aerei alleati che volavano, per esempio, sopra la Germania di notte per portare i loro attacchi, venivano spesso accompagnate da delle sfere di luce che appunto li seguivano, ma non li attaccavano. Se fossero state armi tedesche, come minimo avrebbero dovuto bloccare questi aerei. Invece li accompagnavano, li giravano attorno, facevano delle evoluzioni, poi se ne andavano. Ed è più o meno quello che i piloti raccontano ancora oggi, cioè negli 80 e passa anni non è cambiato molto. Spesso i piloti raccontano di vedere queste sfere luminose in volo con loro, che hanno velocità molto più elevate, hanno prestazioni straordinarie che il pilota ingegnere quasi sempre non riesce a comprendere, e che non sappiamo che cosa siano, da dove arrivino, sempre tecnologicamente più avanti rispetto al più avanzato aereo che noi riusciamo a costruire. Un bel mistero. Un bel mistero. Abbiamo qualche domanda dal pubblico a riguardo? Però Damiano una domanda, eh? Promesso? Una domanda, non una spiegazione, una domanda. No, diciamo che Devi si fare il può, curioso oggi. diciamo che qua sei sempre sull'imprecisato, dici io devo fare il contatto, ma nel mio silenzio nessuno mi crede, no? Però la scienza trasmette in un modo, diciamo, primitivo, la scienza attuale, segnali verso il SETI. E loro però rispondono con documentazioni che sono sempre scartate perché sono troppo imbarazzanti nei cerchi nel grano. Vi faccio vedere soltanto una cosa. Il radiotelescopio di Arecibo nel 74 ha trasmesso questo segnale che vedete disegnato qua a destra. E sostanzialmente è un segnale che è durato pochi secondi, molto potente, come tutte le Ma televisioni questo della segnale Terra. tu l'hai decifrato? E c'è scritto qua, si vede in 010101 in Ecco, modo e cosa vuol dire? molto primitivo, disegnato come siamo fatti noi uomini, Ah. quanto siamo alti, quanti La- ce ne siamo sul pianeta e tutto il resto. Questo hanno scritto Carl Sagan e Un po' come se Francis fosse una Drake. È comunicazione un messaggio di comunicazione, per cui consapevolezza, la per dire, noi NASA l'ha fatto la sappiamo- NASA e quindi vuol comunicare con entità esterne. È mandato verso M13, che è un ammasso globulare di migliaia di stelle, ma a questo punto l'hanno già risposto. Hanno già risposto in questo modo particolare, ve lo faccio vedere, e nessuno lo va a controllare perché si vergognano di quello che fanno, perché sostanzialmente non vanno a controllare queste cose. Lo vedete nel più grande radiotelescopio inglese militare che controlla i satelliti, cosa gli hanno scritto davanti, quindi è sempre presidiato giorno e notte, quindi sostanzialmente nel campo di grano che c'era qua Cosa c'è davanti, scritto? è scritto questa cosa qua, la risposta di Arecibo. Esattamente come sono fatti gli esseri esterni, è durata per un mese, nessuno è andato a vedere degli scienziati perché hanno paura che Tu vengano l'hai a sapere- decifrata questa Ma, cosa. ma non noi, gli scienziati che sono in E come Inghilterra. sono fatti questi esseri esterni? Sono quei grigi che fa vedere Spielberg, ma però attenzione, non sono quelli buoni, sono i demoni. E queste che scrivono i cerchi nel grano sono le sfere di luce, sono gli angeli, se vogliamo chiamarli così. In America Maga con Trump attualmente c'è la paura che siano visti come demoni gli extraterrestri e quindi dicono, ha messo la propaganda che dice no, non sono pericolosi, ma perché c'è un complotto tra i grigi e gli Stati Uniti per avere la tecnologia avanzata, mentre invece le sfere di luce non vorrebbero comunicare con noi per il semplice motivo che farebbero l'anomia, cioè perdiamo la conoscenza, i nostri laboratori di ricerca, gli ospedali non avrebbero più persone che chiedono, perché sostanzialmente vanno a chiedere alle sfere di luce, quindi loro... Quindi potrebbero essere un po' una soluzione a un sacco di problemi. Certo, sostanzialmente però loro non vogliono perché la biodiversità tra le civiltà del cosmo è importante perché fa sopravvivere gli eventi catastrofici come le supernove, le civiltà che hanno diversi difese immunitarie oppure hanno sviluppato capacità diverse e quindi come sulla Terra i granchi blu sopravvivono al caldo mare e vanno a finire a Venezia a distruggere. Sì, no, abbiamo capito. Damiano, facciamo un applauso a Damiano che ha sempre queste spiegazioni molto esaustive di questo. È anche molto interessante. Sabrina, questo scontro tra esseri di luce e i grigi di Spielberg è una sceneggiatura di un film secondo te oppure c'è qualcosa di vero? Sai, finché non avremo i documenti ufficiali, tutti possono dire qualsiasi cosa, e tutto è vero e tutto è falso, quindi è molto difficile districarsi tra le varie testimonianze che appunto si sono fatte avanti nel corso dei decenni. I grigi sono molto così famosi per essere entità negative, ma neanche del tutto biologiche, sembrano robot biologici, quindi freddi, passivi.
ma ci sono diversi tipi di grigi e quindi c'è anche chi li ha descritti come un po' più alti, un po' più buoni, un po' più gentili. Insomma, ognuno la può dire come vuole, ripeto, in assenza di prove purtroppo è soltanto un esercizio di chiacchiera libera. Io aspetto documenti, aspetto qualcosa di un pochino più sostanzioso per verificare. Bene, allora noi aspettiamo qualcosa, come dice Sabrina, di più sostanzioso, anche se abbiamo Damiano che sta sventolando le prove, perché lui dice ce le ho già le prove, cosa stiamo aspettando? Allora, chiudiamo con un qualcosa di scottante. Ecco, c'è una domanda di... Allora, gli americani stanno, cioè, se non sbaglio, Vance, giusto? Che questa settimana è andato in TV a dire appunto che gli alieni sono i demoni. Quindi, insomma, non è proprio nessuno quel signore lì che parla al mondo. Quindi magari stanno cominciando a dare dei messaggi, per come la vedo io, un po' di... No? Vabbè, lo so che anche Spielberg ora esce col nuovo film. Cosa ne pensate di questa cosa? Ecco, vorrei chiedere un Allora, parere. chiediamo una risposta a tutti i nostri ospiti, molto concreti, così tutti possono dare una propria opinione. Allora, Sabrina è molto razionale, lei odia lo scoop, se non vedo non credo quasi. Ecco, E invece io Gloria? dall'altra parte. e quindi io, allora, esiste un paleocontatto, esistono dei miti che poi in realtà sono visti diversamente perché questi miti raccontano di armi particolari, che sono armi altamente tecnologiche. Ci sono delle religioni orientali che parlano di Deva, parlano di Asura. Ci sono i Veda, che sono macchine volanti descritte nei minimi particolari. Allora, queste cose possono esserci nei graffiti, i graffiti in America come nella Val Camonica. Quindi la prova quale sarebbe? Che ci atterra il disco volante in giardino? Sì, potrebbe anche succedere. Potrebbe anche Secondo succedere. me l'essere umano aspetta quello, aspetta una telecamera di un TG che documenta... È la società, è il discorso sociopolitico che non è pronto. L'essere umano forse sì, perché tutti questi racconti sono anime in apertura, che quindi potrebbero accogliere con un cuore aperto e senza paura un avvenimento di questo tipo, anche perché ce lo siamo dimenticato, perché comunque se uno legge il figlio di Rumor, Paolo Rumor, nel suo libro, in un libro che ha scritto, ne parla. Se uno legge un antico testo romano, Mancano le testimonianze a livello... sì, ancora prima di Gesù, ne parlano. E di conseguenza prima era normale, come in Giappone e come in Oriente è normale parlare di questi ET, qua no. Ma non dimentichiamoci che noi a Roma abbiamo il colonnato del Bernini. Ecco, non lo nomino perché sennò diventa impopolare 2 la vendetta, però fa tanto, fa tantissimo. Milena, secondo te deve atterrare un oggetto volante Io- in giardino oppure possiamo aspettare ancora un po'? Ma secondo me non atterrerà proprio nessun disco volante, nessun giardino. Per me sono viaggiatori del cosmo che ci studiano, anche loro, Anche come questa magari teoria è gli americani avranno preso qualche extraterrestre, lo stanno studiando. E ci sono state anche molte testimonianze di persone che sono state prese poi per essere studiate, si sono svegliate, diciamo, circondate da questi alieni che li stavano studiando, no? Vero, ci sono Di testimonianze, rapimenti, di incontri tutto, ravvicinati quindi di secondo diverso tipo. me, ecco, anche perché se avessero voluto a quest'ora saremmo già stati tutti sterminati. Cioè noi parliamo che addirittura ai tempi degli Egizi ci sono tutte le testimonianze che c'erano già prima gli Però non è detto che extraterrestri. sia un interesse di qualcuno distruggere l'umanità. Secondo me no, non è... Perché, Cioè, come dici tu, l'avrebbero potuto già fare con... secondo me se a con l'idea loro di gli viaggiare veniamo così. bene così, perché come diceva appunto, che poi lo dirà lui, sono anche un po' risucchiatori delle nostre energie. Tony, ci stanno un po' utilizzando? No, io secondo me hanno bisogno di tanta energia
fonti di energia che la Noi siamo un po' prendono, ce la la loro prendono ninfa. negli oceani, li prendono in queste grandi foreste, eccetera, eccetera, ma non solo, loro poi comunicano a livello telepatico, per cui sono a grandi livelli. Poi hanno studiato l'essere umano, la vegetazione, gli animali, sono stati rapiti, testimonianze a centinaia, migliaia, per cui sono qui perché hanno bisogno di questa vitalità, devono cibarsi quasi di questa energia Manuela, che, sembra quasi che da quello che dice secondo il mio Tony, punto di vista, per me sì. poi Per me il nostro modo di vivere sia un'ipotesi, per me è quasi un così. qualcosa che potrebbe mancare a tante altre Ma civiltà. certo, Nella nostra ma semplicità, nella certo. nostra ignoranza, permettetemi il termine, Ma forse perché qualcosa ma di qualcosa perché c'è di secondo me buono. gli interessa il pianeta Terra, perché loro sono in difficoltà. E il Signore mi dice di no, io penso proprio che sia così. Manuela, cosa ne pensi E tu? questo glielo dico telepaticamente. Lo dice telepaticamente? Abbiamo la testimonianza in diretta. Anche telepatica. Io, anche. come ripeto, non sono in questo ramo. Per quello che ho sentito da alcune persone che sono vicine a me, loro ci studiano un po', familiarizzano con noi, poi in alcuni momenti fanno le loro composizioni, però io altro, sinceramente, sono proprio da un'altra parte. Sebastiano, invece tu cosa pensi? Che dobbiamo tenerci stretti i nostri segreti dell'essere umani oppure possiamo anche condividere? Ma che ne so, allora, arrivo io l'esperto, io che ne so. Allora, quello che vi posso dire è che secondo me il fatto che hanno detto che questi UFO, questi qua che ci stanno studiando sono cattivi, cosa che hai detto prima? Non si può sapere, però ci sono... Hanno... Ma è un tentativo di depistaggio, cioè, secondo me c'è uno e l'altro, cioè, come, Esatto, come su vero. questa terra ci sono i pazzi, ci sono i grandi intelligenti che cercano di studiare altre civiltà e questi sono uguali, questi verranno, vogliono Ci sarà studiarci. il cattivo e il buono. Ci sarà tutto, ragazzi, cioè, credo che sia come giusto nella vita condividere, ecco, dobbiamo imparare a Condividiamo. condividere. E prendiamoci anche un po' di rischio. Che rischio io, ragazzi, se non cessassi il rischio non attraverserei la strada ad occhi chiusi, voglio dire. Per cui i rischi vanno accettati se si vuole crescere e andare avanti, se no che ci vai a fare? Bravo, Che si studia. bravo, questa è bella. Bene. Quindi, allora Sabrina, chiudiamo con un grazie enorme a te per aver partecipato a questo speciale mistero e averci dato qualche, insomma, le tue opinioni e aver condiviso le tue conoscenze. Grazie a voi, grazie mille. Grazie mille. E io saluto i nostri ospiti in studio e ringrazio ancora Cus Genova per l'ospitalità. Rosangela, diamo un appuntamento a questo punto a lunedì prossimo, perché ne abbiamo ancora cose da dire. Grazie ancora a Sabrina Pieragostini, seguitela sui suoi canali e anche attraverso Gloria Ferrari il portale. A lunedì prossimo.